Buonasera a tutti, siamo qui stasera per presentare il libro di Stefano Paggioro, Scrivimi. È da un po' di tempo che ci tenevo a fare questa cosa e per me è una cosa che in qualche modo è importante perché abbiamo condiviso in parte la genesi di questo testo, nata da una grande passione di Stefano, che è la passione legata ai cantanti degli anni 40 e 50, soprattutto alcuni di loro che lui ha avuto modo di conoscere nel momento in cui ha lavorato nei programmi di Paolo Limiti. E questa è stata una grande fortuna, nel senso che comunque ha dato a lui l'opportunità di conoscere molti di questi artisti, alcuni dei quali ha intervistato nel tempo ed altri proprio negli ultimi anni in occasione di questo libro, che è nato un po' come una sorta di ricordo di questi grandi artisti che per molto tempo parevano essere stati dimenticati, ingiustamente. Abbiamo anche, diciamo, il piacere di avere con noi questa sera Luciano Cardinali, che ha curato la prefazione di questo libro, se non sbaglio. Esatto. Mi confondo sempre tra prefazione e introduzione, che comunque ha dato anche il suo contributo e che stasera parteciperà con noi a questo momento in cui appunto parleremo del libro e soprattutto vorrei che Stefano appunto approfondisse anche, come dire, ciò che ha portato poi alla nascita di questo testo, che è un punto un po' d'arrivo di tutto il suo periodo insieme a questi grandi personaggi della canzone. Adesso lascerei la parola a Luciano che ha alcune domande da porgere a Stefano proprio riguardo a questo testo. Grazie Alessandro. Allora, innanzitutto forse dovrei giustificare il perché ho scritto la prefazione al libro di Stefano. In primo luogo, sicuramente per la cortesia di Stefano che me l'ha chiesto, la sua gentilezza e l'amicizia che da un po' di tempo ci lega. E poi anche vorrei dire per un motivo affettivo e uno storico. Quello affettivo è che si tratta dei generi musicali ai quali mio nonno era molto legato e che ascoltava. Il suo cantante preferito era Claudio Villa, che non è nel libro per ovvie ragioni, perché Stefano ha intervistato personaggi viventi verso la metà degli anni 90, Claudio Villa già non c'era più. E il secondo motivo invece è storico, cioè che a me piace tutta la musica e piace anche la storia della musica, quindi dalla musica lirica al melodramma, alla musica rock, e credo che anche la musica italiana degli anni 50 e 60 sia materiale assolutamente da non scartare. E speriamo che alla fine di questa nostra chiacchierata sia una convinzione condivisa. Quindi passerei a fare qualche domanda a Stefano e la prima mi riallaccerei a quanto diceva Alessandro prima, cioè vorrei chiederti qual è la contingenza, l'occasione che ti ha spinto a scrivere questo libro, il desiderio che ti ha mosso e come è strutturato proprio dal punto di vista dei contenuti. Allora, l'idea del libro è venuta diversi anni dopo, nel senso che io negli anni 90, quando ho raccolto le prime interviste chiacchierate che ho fatto con alcuni di questi artisti, io le facevo perché avevo piacere di conservare un ricordo di questi artisti che conversavano con me e mi raccontavano un po' la loro vita. Quindi io le avevo registrate su quelle cassettine che si usavano negli anni 90, quelle piccoline, e le avevo tenute come ricordo personale. L'idea del libro è venuta nel 2016 e anzi è stato Alessandro che un bel giorno mi ha detto: ma tu che hai questa passione per questi artisti e hai lavorato con Paolo Limiti, ne hai conosciuti tantissimi, perché non pubblichi un libro dove parli di loro? Allora io ho detto: ma io non ci ho mai pensato. In realtà ho una serie di interviste fatte da me diversi anni prima, però dico non sono molte. Allora l'idea è stata quella di contattare altri artisti con i quali io ero continuamente in contatto, soprattutto a Natale, Pasqua, per gli auguri, e tutti loro sono stati molto contenti e felici di aderire a questa iniziativa. Quindi l'idea del libro è nata 5 anni fa. Prima assolutamente erano testimonianze che io avevo raccolto, ma erano in un cassetto. Questa è Grazie. l'idea del libro. Poi il come è strutturato, sono 15 cantanti, sono 8 donne e 7 uomini. Per cavalleria abbiamo dato la precedenza alla donna, che in questo caso è Gloria Christian, e la chiusura del libro è
dedicata a un'altra donna che è Iula De Palma, che tra l'altro è anche stata l'ultima cantante che ho intervistato proprio nel 2020. Tutti questi cantanti, io a parte Iula De Palma che purtroppo non ho conosciuto perché vive a Toronto, li ho conosciuti personalmente e con molti di loro ho avuto un rapporto di amicizia per diversi anni. Questa è un po' la storia. Se volete posso anche dire per chi ci ascolta chi sono questi cantanti, perché magari qualcuno pensa a qualche nome, ma non abbiamo detto che Claudio Villa purtroppo non c'è perché non ho avuto il piacere di conoscerlo. Ci sono Carla Boni, Nilla Pizzi, Aura D'Angelo, Tonina Torrielli, Miranda Martino, Iula De Palma, Luciano Tajoli, poi ne parleremo a parte, Nilo Ossani, Narciso Parigi, Giorgio Consolini, Arturo Testa, Emilio Pericoli, credo di averli detti tutti. E Gino Latilla. E Gino Latilla, esatto. Questi sono i 15 protagonisti del libro. Poi Luciano Tajoli ha uno spazio particolare in quanto lo scorso anno ricorreva il centenario della nascita e quest'anno il 25esimo della scomparsa. Quindi c'è anche un capitolo, oltre all'intervista che io gli feci negli anni 90, un capitolo conclusivo del libro dove ho raccolto una serie di testimonianze, sono 32, anche di artisti di generazioni successive che hanno conosciuto Tajoli e hanno raccontato non solo l'artista ma anche l'uomo Luciano Tajoli. Ci sono testimonianze di Orietta Berti, di Albano, di Donatella Rettore, di Tullio De Piscopo, di Mogol, di Iva Zanicchi e tanti altri. Mi permetto di aggiungere una cosa importante da un punto di vista strutturale. La peculiarità fondamentale di questo libro di Stefano è essenzialmente una, grazie alla sua esperienza e alla sua conoscenza della materia, perché comunque la cosa interessante, lui non la dirà, ve la dico io, è che quando andavamo a fare le ultime interviste con i cantanti ancora viventi, alle volte lui comunque, come dire, integrava con la sua conoscenza alcune date, alcuni episodi, alcune cose che gli stessi artisti non ricordavano. La cosa bella, anche grazie alla strutturazione delle singole interviste, è che per la prima volta si è cercato di dare ordine a un materiale un pochino da un punto di vista più filologico, mi permetto di dire un termine forte, più scientifico, nel senso che non si tratta di semplici conversazioni con gli artisti, ma si tratta attraverso un puzzle un po' articolato di andare a ricostruire l'atmosfera di un'epoca e una serie di, come dire, di aspetti che, come dire, da un lato erano esclusivamente musicali, ma dall'altro investivano anche culturalmente, come dire, tutto come dire, il periodo che siamo andati a vedere insieme. E appunto questo libro è un pochino, rappresenta un pochino di più anche il punto di vista storico-culturale di quel periodo, non solamente una chiacchierata musicale relativa ai vari, poi ne parlerete, Sanremo, eccetera, ma c'è proprio l'intento di andare un pochino a scavare un po' più a fondo sul valore anche culturale che questi personaggi hanno avuto sulla società italiana di quel tempo e anche sulla musica di oggi. Grazie Alessandro. Sì, collegandoci a quanto dice Alessandro, io Stefano ti chiederei questo. Tu hai intervistato questi 15 artisti. Sì. E nelle interviste c'è un clima di amicizia molto, molto forte che sembra quasi toccarsi. Qual è stato, secondo te, che ha individuato quell'elemento che fa di un artista, cioè quel nucleo che fa in modo che la sua arte sia personalissima e in qualche modo unica, anche sulla base dell'urgenza storica, del periodo di cui ci diceva prima Alessandro? Ma io credo che quello che caratterizza questi artisti, ovviamente non solo loro 15, anche gli altri, ma diciamo quelli di quell'epoca, è che sicuramente bisognava avere la voce, l'intonazione, bisognava avere il senso del ritmo e una personalità. Perché questi 15 artisti, come ovviamente quasi tutti, anche gli altri che purtroppo non ho intervistato e non ho conosciuto, avevano una personalità, nel senso che appena tu senti le prime note di una canzone, anche se avevano canzoni in comune, cosa che si usava allora, la canzone famosa, non so, Serenata Celeste, per dirne una, è stata incisa da moltissimi cantanti, però appena tu senti le prime note dell'incisione di Villa o di Tajoli o di Gino Latilla,
tu li riconosci immediatamente, e la personalità dell'artista era sicuramente una caratteristica fondamentale. Qual è invece la peculiarità nel rapporto con il pubblico, tra questi artisti e il pubblico, e la differenza rispetto ad oggi? Il pubblico, io da quello che loro mi hanno raccontato, erano molto seguiti tutti, però il rapporto era diverso, e qui vorrei citare una cosa che mi piaceva quando Paolo Limiti la raccontava in televisione. Lui diceva: negli anni 50, all'inizio degli anni 50, quando io ero ragazzino, diceva lui, dice, io in quell'epoca abitavo a Torino, dice, e tu potevi vedere Carla Boni e la Pizzi per la strada e quasi non le riconoscevi, non le fermava nessuno, perché la televisione non c'era, i Sorrisi e Canzoni non era ancora nato, su qualche giornale c'era qualche fotografia, per cui il pubblico aveva intanto molto rispetto e molta titubanza nell'avvicinarli, ma poi molti non li conoscevano proprio di viso, conoscevano le voci, conoscevano il repertorio. Chiaramente il pubblico di oggi è sicuramente diverso, anche perché in televisione, sui social siamo abituati, sappiamo addirittura, se vogliamo seguire un artista, cosa fa questa sera, dove canta domani, cosa che in quell'epoca non era possibile. Quindi sicuramente io credo che questa sia una differenza fondamentale. E poi non erano, appunto, il pubblico non era abituato alla tecnologia perché non c'era, quindi scrivevano le lettere, e molti di questi artisti che io ho intervistato mi raccontano che alcuni conservano ancora pacchi di lettere e rispondevano il più delle volte personalmente agli ammiratori, mandando la fotografia con la dedica, come si usava allora. E poi molti hanno detto che erano sostenuti dagli ammiratori nei festival, soprattutto nelle feste di piazza, in quei festival diciamo minori che c'erano nel sud Italia, dove erano i piccoli festival di Sanremo, dove il pubblico proprio li sosteneva calorosamente, con l'applauso, con le ovazioni, con manifestazioni molto genuine, proprio spontanee di allora. Questa è una differenza importante, forse fatta anche dallo strumento di diffusione, come dicevi tu, cioè la radio e la televisione, che sono uno dall'immagine e l'altro no. Sì. Famoso era anche il caso della Pizzi, no? Della quale gli ammiratori si spedivano le cartonille, cioè le foto di Nilla, per individuare il volto di questa donna che cantava, che furoreggiava per radio. E poi era anche interessante la differenza che dicevi tu sul fatto che mentre oggi dal periodo del cantautorato in poi il cantante è anche quasi sempre autore delle canzoni, nel caso di questi artisti invece cantavano le canzoni scritte da alcuni parolieri, da alcuni musicisti che scrivevano per loro e poi venivano incise da molti. Questa è una differenza che a molti oggi è un aspetto che a molti oggi sembra singolare. E c'era un motivo, questo non c'è nel libro, il motivo è questo, perché ogni casa discografica scritturava una serie di cantanti che coprissero tutti i generi della canzone di quel periodo, quindi il cantante melodico, il cantante ritmico, quello sincopato, e quindi quando usciva, abbiamo detto Serenata Celeste per dirne una, la Odeon doveva avere un cantante, la Vis Radio doveva averne un altro, la Parlophone, eccetera, e quindi avevano tutte le case discografiche, diciamo le principali, avevano i cantanti, quei 5-6 cantanti che ricoprivano gli stili e i generi musicali del momento. Sì, c'è anche un altro aspetto, Luciano, che mi piace sottolineare quando appunto ho partecipato anch'io per la mia piccola esperienza. Questi erano persone e non personaggi, erano esseri umani e non divi. Sì, La cosa bella che io ho trovato, ripeto, per la mia poca esperienza, quando abbiamo incontrato una Antonella Torielli, quando abbiamo incontrato un Arturo Testa, che ringraziamo e salutiamo, c'era una prorompente umanità da parte di queste persone, una voglia di condividere la loro esperienza, perché per loro fare gli artisti era un mestiere. L'hanno imparato facendo la gavetta e hanno faticato per arrivare ad avere il posto che hanno avuto nel pantheon della canzone. E non era assolutamente un'occasione per rimarcare la propria, come dire, identità o il proprio narcisismo, assolutamente, non c'era niente di tutto questo. Questo è importantissimo. Sì, sì, assolutamente. Vero.
Ora Stefano, gran parte degli artisti che hai intervistato hanno partecipato al Festival di Sanremo, dunque non possiamo non soffermarci su questa grande kermesse della canzone italiana. Che cosa significava però negli anni 50-60 partecipare al Festival di Sanremo e in che misura era davvero un fenomeno di costume che rappresenta un pezzo di storia d'Italia? Il Festival di Sanremo assolutamente, anche perché è stata ed è l'unica manifestazione che continua ancora oggi, perché tanti festival sono nati in quel periodo, non so, il Festival di Napoli che era importantissimo, anzi ha avuto alcuni anni che era forse ancora più importante di Sanremo, però poi purtroppo non c'è più stato, e poi il Cantagiro, il Disco per l'estate, Canzonissima, eccetera. Velletri. E Velletri, sì, tantissimi, il Festival di Pesaro. Tutti loro, tranne Nilo Sani, perché era nato prima e poi era un cantante lirico, quindi ha avuto un percorso differente, gli altri 14 sono stati tutti protagonisti del Festival di Sanremo. Però per alcuni il Festival di Sanremo ha rappresentato l'inizio della carriera, e comunque il consolidamento della carriera, perché Milla Pizzi, Gino Latilla, Carla Boni, Consolini, addirittura Tonina Torielli il debutto, cioè Tonina Torielli ha iniziato dal Festival di Sanremo, una cosa che se vogliamo è incredibile a pensarci oggi. Per altri è stato, non dico marginale, ma non è stata la tappa più importante, vedi Narciso Parigi per esempio, o Miranda Martino, che non ha portato, e anche Aura D'Angelo, hanno cantato delle canzoni che non sono rimaste nel tempo. E a Tajoli, ad esempio, anche qui un capitolo a parte. Il Festival di Sanremo nasce nel 1951 e lui, essendo uno dei più amati, dei più conosciuti, dei cantanti più amati anche nel mondo e popolari, è l'unico che non viene invitato al festival per il problema del suo problema fisico, insomma. E lui riesce a partecipare la prima volta esattamente 10 anni dopo. E quindi quello che per gli altri ha rappresentato appunto il consolidamento, il traguardo di arrivare a Sanremo, vincere Sanremo, poi di lì fare tante altre cose. Tajoli aveva fatto cose importanti nel mondo, ma il Festival di Sanremo non l'aveva mai fatto. E quando ha partecipato, la vittoria per lui è stata una cosa importantissima, perché si sentiva, e lui diceva, e lo dice nel libro, dice: io ho subito un'ingiustizia, ma di più l'hanno subita i miei innumerevoli ammiratori, perché dice tutti gli anni loro si aspettavano di vedermi al festival e io puntualmente non venivo invitato. Quindi ognuno di loro ha delle sfaccettature particolari, poi alcuni di loro non hanno vinto mai, ma hanno cantato delle canzoni che ancora oggi ricordano. Ad esempio la famosa Casetta in Canada di Gloria Christian e Carla Boni non ha vinto il festival, però del 57 è sicuramente la canzone che è rimasta e ancora oggi, forse ancora i bambini, qualche nonno magari la canta ancora ai bambini, ecco. Era sicuramente un fenomeno importantissimo. C'erano addirittura famiglie che compravano la televisione per vedere il Festival di Sanremo. Quindi era proprio l'appuntamento annuale più importante. Tutto si fermava. Addirittura Tonina Torielli ha raccontato che fermavano anche al cinema, cioè quelle sere lì si andava al bar. Lei dice non tutti, appunto, tutti quelli che non avevano la televisione, le sere del festival non si andava neanche al cinema, si andava al bar per vedere il Festival di Sanremo. Cioè, questo dà l'idea, è vero che c'era un canale solo, però era proprio l'evento dell'anno, ecco. E poi era ovviamente un periodo, gli anni 50, soprattutto dopo la guerra, quindi era un momento di evasione, era un momento in cui appunto uscivano le riviste con le fotografie, con i testi delle canzoni, poi le canzoni molte erano orecchiabili, la maggior parte. Infatti mi ricordo, qui citiamo una cantante che non c'è nel libro, Fiorella Bini, quando fu ospite da Paolo Limiti, lei disse: noi ci accorgevamo e sapevamo quando la canzone aveva avuto successo se il giorno dopo la sentivamo per le strade. E La dice, fischiettava il prestinaio. dal prestinaio, esatto, che è il panettiere, perché a Milano il prestinaio è il panettiere, nelle altre città molti non lo sanno. E appunto questo era la prova, il banco di prova era se alla mattina dopo si sentiva nella strada, si sentivano le canzoni uscite la sera prima, quelle canzoni avevano successo.
E Tra così l'altro Fiorella Bini, figlia del grande Bixio Cherubini. assolutamente. Uno dei poeti importantissimi della canzone Tango italiana, delle diciamo Capinere, poeti, insomma. esatto. E tu citavi prima Tajoli e dalla lettura del libro emerge che è il tuo cantante preferito, sia dalla intervista così ricca, sia poi dalla sezione che hai voluto accludere alla fine del libro con delle testimonianze di cantanti successivi o contemporanei o successivi. Tanto ricordiamo che l'anno scorso, in occasione del centenario della nascita, tu come fondatore del Tajoli Fan Club hai promosso l'incisione di un disco con delle canzoni che ripercorrono tutta la carriera di Tajoli. E qual è però secondo te il motivo che lo rende il cantante più rappresentativo di questo genere che chiamiamo all'italiana? Io direi che lui e Claudio Villa sono stati i due cantanti più rappresentativi. Ci tengo a dirlo perché non vorrei che chi ci ascolta pensasse che io ce l'abbia un Claudio Villa o volutamente non l'abbia inserito nel libro. Ci tengo a dirlo che purtroppo non ho avuto l'occasione di conoscere. E loro due sono i due nomi che ancora oggi, e ce lo possono testimoniare gli amici dell'Argentina, loro due e Carlo Buti, che è stato il loro maestro, è stato il maestro dei cantanti all'italiana. Tant'è che ancora oggi in Argentina il giorno del compleanno di Carlo Buti viene dedicata alla radio nazionale un'ora di canzoni di Carlo Buti. Questo è per far capire, per chi magari non lo sapesse, come era importante la canzone italiana e la musica melodica italiana. Tajoli è stato un artista completo sotto tutti i punti di vista e era dotato innanzitutto di un bellissimo timbro di voce, una voce molto estesa, molto acuta, aveva una grande facilità, infatti incideva in tonalità, come dice anche Iva Zanicchi nel libro, nella testimonianza, in tonalità quasi impossibili, dice la Zanicchi. E poi ha saputo Tajoli, negli anni in cui sono cambiati i gusti, quindi alla fine degli anni 50, cambiare lo stile, pur rimanendo un cantante all'italiana, però ha cantato in voce gradualmente, questo dal 57-58 in avanti, ed è diventato un cantante moderno per l'epoca. Anzi, addirittura mi diceva Consolini, che è un altro dei protagonisti del libro, dice lui che aveva iniziato prima di noi, dice poi si è ritrovato ad essere più moderno di noi, perché grazie agli arrangiamenti di Cerragioli, di Maraviglia e poi successivamente di Sant'Epalumbo, già nel 60, quando lui incide Scrivimi, che poi è il titolo del libro, quell'arrangiamento di una canzone di 30 anni prima, perché è una canzone degli anni 30, Scrivimi, sembrava per molti una canzone nuova. Quindi si è ritrovato ad avere anche non solo il modo di cantare moderno e giusto per l'epoca, ma è riuscito ad essere al passo coi tempi ed è una caratteristica che ha avuto per tanti anni. E poi vorrei dire un'altra cosa che dico sempre. Tajoli aveva il dono, questo era un dono innato sicuramente, dell'immedesimazione nel testo delle canzoni che lui cantava. Non c'è una sola canzone che Tajoli abbia cantato con superficialità, come dire, ma sì, non importa. Anche le canzoni meno belle, anche quelle meno adatte al suo stile, le più lontane dal suo stile, lui è riuscito, sicuramente è un dono innato, a rendere le canzoni di Tajoli. E qui vorrei citare una frase che mi ha colpito, che diceva Sergio Bruni, altro grande che purtroppo non ho conosciuto. Lui diceva, ed è una frase che si addice benissimo a Tajoli e a Sergio Bruni e a tanti altri artisti ovviamente. Sergio Bruni diceva: se un cantante dà molta importanza al testo e poco alla musica, è un attore. Se dà molta importanza alla musica e poco alle parole, è un corista. Se dà la stessa carica e importanza al testo e alla musica, è un artista. E credo che queste parole calzino perfettamente per Luciano Tajoli, per Sergio Bruni ovviamente e per tanti altri cantanti. Vorrei aggiungere una piccola cosetta, se mi è possibile. Sì, certo. Abbiamo parlato della versatilità di Tajoli indiscussa, abbiamo parlato della sua capacità di personalizzare ogni cosa che cantava e farla sua, sì. Però vorrei ricordare una cosa, perché poi io ne so molto meno, però ho avuto modo di ascoltare Stefano, eccetera, tutti i suoi racconti.
La cosa che mi ha colpito di più, e forse è la carta un po' tra virgolette vincente di Luciano, era il fatto di aver saputo, nonostante la sua disabilità, che è una cosa che lui ha sdoganato anche attraverso il suo modo di porsi, senza mai, tra l'altro, come dire, utilizzarla a suo favore, però penso che la sua sensibilità, la sua grande sensibilità nell'affrontare le cose che ha fatto, derivasse anche da questa sua grande difficoltà, che comunque non gli ha mai impedito di fare ciò che più amava nella vita, che era cantare, anzi è stato per lui sempre un trampolino di lancio ed è una cosa di cui non ha mai né fatto mistero, di cui mai si è vergognato. E io credo assolutamente che per quegli anni fosse un grande, grandissimo esempio. Anni in cui la disabilità, e ce lo dimostrano le apparizioni televisive, in cui lui doveva stare appoggiato su delle balaustre, in alcuni video lo vediamo, eccetera, assolutamente lui la portava avanti con grande dignità, grande intelligenza, anche negli anni poi 70-80 avevo visto alcuni spezzoni in cui lui entrava con delle motorette elettriche all'interno dei programmi televisivi, con grande coraggio e, ripeto, grande dignità. E non è una cosa da poco, perché ha reso questa cosa non un limite, ma un punto di forza del suo essere profondamente umano. Sì, infatti dicevamo che dal libro emerge non solo la statura del cantante, ma anche dell'uomo e la dignità con cui ha portato questa sua menomazione. Ricordiamolo, lui aveva avuto la poliomielite da bambino, che poi le aveva lasciato una gamba, insomma, che usava a fatica. Sì. E è stato veramente un esempio, cioè un uomo che ha saputo fare anche di questa sua menomazione un punto di forza, con grandissima dignità. E tra l'altro Stefano citava prima la rivalità con Claudio Villa, che sicuramente dal punto di vista artistico ci sarà stata, però Stefano racconta sempre che il giorno del funerale di Villa Taglioli fece recapitare un numero 1, vero? Esatto. Fatto di... Sì. Lui rendeva omaggio all'amico in qualche misura e all'artista. Sì, quindi sì, sicuramente sì. Era un uomo straordinario, oltre che un grande cantante. E poi ha scritto anche un bellissimo ricordo su Claudio in un libro che uscì dopo la morte di Villa, fotografico. Lui scrisse una testimonianza sull'artista ed è una cosa molto bella. Difatti gli appassionati di Claudio Villa hanno questo libro e molti mi hanno detto è stato un bellissimo atto di amicizia proprio, sincera. Comunque ogni libro, Stefano, deve avere naturalmente una ragione, deve avere uno scopo per il quale lo si scrive e un'utilità. Noi siamo qui a parlare di queste canzoni dopo tanti anni dalla loro incisione, di questi artisti che ormai quasi tutti non ci sono più, ce n'è forse la metà di quelli presenti nel libro, sono tuttora viventi. E quindi la domanda è d'obbligo. Secondo te, Stefano, ha senso ancora oggi parlare della musica leggera degli anni 50-60? Cioè è una musica che ha ancora qualcosa da dare, qualche emozione da accendere e che merita di essere ricordata? Io sono convinto che sia una musica che ha avuto una sua importanza e credo che solo in Italia avvenga questo fenomeno della scarsa memoria storica, perché è giusto che negli anni cambino gli stili, cambino i gusti, cambia il modo di cantare, però come hanno detto anche alcuni di loro, ad esempio Nilla Pizzi lo dice Carla Boni, che hanno patito anche loro questo fatto di non essere più considerati. Questa musica poteva comunque e potrebbe essere ancora ricordata senza nulla togliere agli stili e ai gusti che sono venuti avanti dopo, nel senso che è una musica che dà ancora delle emozioni, perché ci sono tanti ancora appassionati, ci sono dei ragazzi di 20 anni che vanno alla ricerca su internet di Fernando Orlandis e di Daniele Serra, che sono cantanti degli anni 30 di cui non si sa quasi nulla della loro vita e hanno inciso un sacco di dischi. Quindi secondo me l'importanza c'è. Io vorrei citare, prima ho citato Sergio Bruni, qui vorrei citare, perché mi viene in mente una frase che disse il grande tenore spagnolo Alfredo Kraus. In un'intervista degli ultimi anni gli dissero: ma lei come vorrebbe, lei ci tiene, vorrebbe essere ricordato quando non ci sarà più? E lui disse: non penso a questo, non mi interessa più di tanto. Quello che io vorrei è che venisse mantenuto il valore di quella catena di cui ognuno di noi porta un anello che, agganciato ad altri anelli,
fa la storia della musica. E in fondo è un po' quello che ha fatto questa nostra musica leggera, perché se pensiamo che nell'Ottocento c'era l'opera lirica, e poi la romanza da salotto, e poi la nascita della canzone napoletana, e poi da lì nasce la canzone italiana, e poi la canzone melodica, poi la canzone swing, e poi gli urlatori, i cantautori, cioè ogni anello porta avanti modifiche, stili diversi, gusti diversi, però il revival non parte dal 1958, cioè la musica italiana, la musica leggera italiana non c'è soltanto, non è giusto ricordarla solo da Nel blu dipinto di blu in avanti, perché prima abbiamo avuto questo fiorfiore di musicisti, parolieri, diciamo pure poeti e cantanti che erano musicalmente preparati, avevano personalità, sono ancora ricordati nel mondo. In Italia purtroppo sono dimenticati. Quindi secondo me è giusto. Questo libro nasce proprio per fare un omaggio, un gesto di grande riconoscenza da parte mia per aver avuto l'onore di essere stato amico di tutti loro, ma per portare, per chi desidera, un po' di storia della vita di questi artisti, che poi hanno raccontato anche proprio l'atmosfera dell'epoca, perché non raccontano soltanto i festival e i loro successi, ma raccontano un'epoca che noi non abbiamo vissuto, ma dove c'era tanta umanità e dove c'era molta preparazione musicale, anche se molti di loro non hanno studiato musica, ma c'era un orecchio musicale e un gusto musicale molto elevato. È vero, Stefano. C'è stato per esempio, Luciano, esempio eclatante che io non dimenticherò, l'esempio di Tonina Torielli, che siamo andati a trovare perché abita sulle colline di Torino, e ha esordito dicendo: ma io che cosa ho in fondo da raccontarvi? Dopo 3 lunghe ore e mezzo di intervista, è stata forse quella che ci ha dato uno dei ritratti più vividi della sua epoca, perché ha raccontato anche degli aneddoti legati ai suoi incontri, per esempio con Mia Martini e con la strepitosa Edith Piaf. E dal cappello magico, mi viene da dire, di questi artisti sono venuti fuori tantissimi esempi, ci sono tantissimi nomi. La complessità che viene fuori da questo testo è meravigliosa, perché ti riporta proprio dentro un'epoca, ti immerge completamente. Bellissimo. Sì, a me viene in mente quello che diceva il grande giornalista Ugo Ietti, quando diceva che gli italiani non possono avere futuro perché non hanno posteri, quelli che non hanno antenati, e gli italiani non hanno molto il culto degli antenati, insomma. No. Comunque Stefano, per chiudere questa nostra chiacchierata, ti chiederei un aneddoto che ti ha particolarmente colpito nel libro, in queste interviste che tu hai realizzato e con il quale chiudiamo la nostra conversazione. Ce ne sono molti, però mi viene in mente, è molto breve, ma è molto significativo, quello di Arturo Testa, che lui al debutto nel 1959, mentre cantava la prima canzone, perché il debuttante doveva aprire il festival, Ne stelle ne mare si chiamava la canzone, lui pensava che il Festival di Sanremo fosse il tempio della musica e quindi del rispetto, dell'attenzione verso i cantanti. E lui dice: io ho iniziato a cantare la prima canzone e le signore delle prime file litigavano per le poltrone. Dice: io mi stavo giocando la carriera, perché dice ero emozionato, sapevo l'importanza del festival, e queste signore continuavano a dire: no signora, si sposti perché lì mi devo sedere io, non vede il mio biglietto, questo è il posto. E dice: io cantavo, dice, questi erano i primi segnali di una maleducazione che purtroppo poi è peggiorata negli anni. Ecco, questo un aneddoto fra i tanti, ce ne sono di diversi aneddoti buffi che ci hanno raccontato. E che lasciamo naturalmente alla curiosità dei lettori che compreranno il libro. Certo. Grazie Stefano, grazie. Cederei la parola ad Alessandro per i saluti finali allora. Bene, io vorrei ringraziare intanto te, Luciano Cardinali, appunto, per averci accompagnato e anche per aver scritto la splendida prefazione che poi si può leggere sul libro. Ringrazio Stefano Paggioro per averci dato mezz'ora in cui ci ha raccontato un pochino quello che si può trovare in questo libro. Soprattutto ringrazio quelli che ci ascolteranno e mi auguro veramente che questo libro possa essere una fonte di informazione e di scoperta anche per coloro che magari questi artisti non li hanno conosciuti direttamente, proprio per recuperare un valore
che è assolutamente il valore che quel tipo di musica aveva e che è un pilastro anche della musica e della cultura odierna. Un saluto a tutti e buonanotte. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie.